io dico la verità, padrone, se, non so che senso ha vestire oggi la divisa, con tutto il rispetto, anche se smilitarizzati come siete voi, non so che senso ha, cioè vestire una divisa quando di fatto avete le mani legate, no? Ah no, per modo di dire le mani legate, avete tutto legato. Dice bene, no, direttore? E se anche in questa occasione ai telespettatori che guardano rimangono allibiti, cosa può rimanere un appartenente alla polizia? Cioè questa è la giustizia italiana, questi sono i provvedimenti che il giudice può attuare, perché la legge gli dice anche al giudice, almeno che se non si impazzisca, che può attuare queste alternative, queste indagini, e quindi noi dobbiamo aspettare, il genitore di questa bambina e di questo bambino dovrà aspettare, pensare, sperare che le indagini portino alla conclusione più approfondite. Ma poi ci lamentiamo perché io, per rispondere al sindaco che era qua poco fa e rispondere poi a questa domanda, purtroppo se il sindaco potesse assumere dei nuovi agenti per la polizia locale sarebbe una risoluzione. E così in questi casi, guarda, io mi sono recato, non è una giustificazione che do. Una domanda, la polizia municipale deve essere armata? Sì, C'è una legge, sì, come le dicevo. Il sindaco può dire dobbiamo armare o non dobbiamo armare. Stia però attento al sindaco, poi i vigili urbani dalle 22 in poi non possono circolare se non hanno la pistola. Esatto, come si parlava fuori onda, purtroppo c'è anche la legge, purtroppo, nel senso che il prefetto può discutere finché vuole, poi andremo a giudizio, perché dalle 22, se il collega fa il servizio notturno dopo le ore 22, il vigile urbano, perché sono dei colleghi, per legge, esiste la legge, devono essere armati, devono. Non possono, quindi il prefetto può dire quello che vuole, adesso magari sembra che abbia fatto anche una bella figura il prefetto, cioè un attimino, è la legge che lo stabilisce, è chiaro che andiamo a discutere ogni volta con il sindaco, se il sindaco non vuole le armi a casa sua, però poi i vigili magari prendono le randellate, prendono questo accade. Ma l'italietta con la GL. Raffaele, no, con la I minuscola, Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia.